Amici di Venezia Channel, amici di Ice Veneto, questa sera mi trovo a Rovigo. Dopo un pellegrinare tra Padova, Verona, Treviso e Vicenza, ovviamente sono arrivato a Rovigo e sono qui con il delegato di Rovigo. Buonasera a tutti. Sono con la responsabile alla comunicazione ed eventi Emanuela Pregnolato. E sono con Marco Comugnan, che ha tenuto questa sera questa degustazione molto particolare che io vorrei che tu presentassi, perché in qualche modo è stata voluta dalla delegazione di Rovigo, no? Certo, una degustazione nel tempo, perché abbiamo degustato un longevo Riesling alsaziano, quindi Riesling uno dei vitigni più longevi in assoluto. Siamo andati a ritroso nel tempo fino ad arrivare al 1989. Quindi un grazie a Marco Comugnan per lo sforzo che ha fatto a recuperare questi vini e a farceli avere questa sera a disposizione. Manuela, questo viaggio nel tempo del Riesling, in particolare il Riesling alsaziano, che cosa ti ha portato? Perché ho visto che sei stata molto coinvolta in questa degustazione. Io, come ho detto questa sera, ho fatto un po' outing, sono un po' una fanatica del Riesling. Riesling è un vitigno veramente tanto particolare, quando ti appassioni a questo vino diventa un po' una cosa che ti entra in testa. Uno dei giochi più divertenti del Riesling è proprio questa risalita nel tempo, cioè cercare di leggere tutto quello che si trova, l'espressività che cambia, si approfondisce e si arricchisce di aspetti che davvero sono unici, perché ha delle caratteristiche come ad esempio la mineralità che si declina sui sentori di idrocarburi, come abbiamo detto stasera, che è propria di questo vino e basta, quindi è emozionante sicuramente. Marco, ci hai portato una cantina che tu hai visitato pochi mesi fa, una cantina molto particolare. Sì, intanto devo ringraziare la delegazione di Rovigo di averci ospitato, primo. Secondo, sì, è un'azienda che io conosco oramai da 15 anni e siamo andati proprio su un crew suo di loro e abbiamo capito un po' il metodo di lavoro di questa cantina sulle varie annate che abbiamo presentato, con una verticale dall'89 al 2013. Persone anche molto particolari, a iniziare diciamo dal capostipite, insomma. Sono 3 enologi, madre, padre, figlia, quindi metterli d'accordo a volte è stato difficile, però in realtà è stata la cosa più facile. Perché? Perché tutti quanti hanno capito la bevibilità di questo prodotto in base anche un po' alle annate che si percepiscono. Si è unito a noi il presidente regionale Marco Aldegheri. Marco, sentivo dire che è la prima volta che vieni a Rovigo, è vero? No, non è vero, è la prima volta che vengo a Rovigo a fare vini splendidi come il Riesling, quindi con la grande enormità di vini, di scelte che abbiamo, è sempre difficile riuscire a assaggiare gli stessi vini in tutti i posti, quindi grazie a Rovigo che ha messo in piedi una serata di questo genere, che ci ha dato questa grande occasione. Quindi non potevo perdermi questo momento di condivisione del piacere estremo che ci ha dato questa serata. È una condivisione che ha coinvolto tutta la platea, perché diciamo prima si è scatenata un dibattito su vari sentori, asfalto o non asfalto del Riesling. Io ringrazio Marco e tutta la delegazione per aver anche stimolato molto una modalità anche un po' diversa di quelle che più spesso ci accompagnano, perché è verissimo che ci sono degli aspetti tecnici che non mancano mai, su cui siamo fedelmente legati, doverosamente per certi versi, ma se riusciamo anche a trasferire quello che è il piacere del racconto, sicuramente centriamo l'obiettivo, e su questo abbiamo ancora un grandissimo lavoro da fare, per cui ben vengano questi laboratori, perché per noi sono essenziali. Io volevo sentire i due responsabili di Rovigo qui, perché ho visto molte persone in sala provenienti da altre delegazioni. Sì. Potrebbe essere un approccio multiprovinciale quasi, Manuela? Allora, noi siamo l'unica provincia di fatto che non ha, cioè siamo un po' una zona franca, no? No, perché noi cioè, tu considera che ci sono Pandel su tutte le province del Veneto, bene o male, parlando di
insomma, di un aspetto che noi curiamo, quello delle degustazioni e della guida. A Rovigo è una zona dove si ferma tutto, quindi noi ci candidiamo ufficialmente come zona, insomma, un po' una zona cuscinetto, un po' la Svizzera. Qua siamo anche un po' smarcati, adesso questo parlando seriamente, dal fatto di dover approfondire determinate denominazioni che sono di casa, quindi siamo pronti a sperimentare. Poi ci fa piacere che ci sia una platea così variegata, Rodigini ma non solo, un po' tutto il Veneto, quindi siamo onorati di questo. Treviso, Venezia, sì. Padova, forse mancava solo Belluno, ma vista la distanza la volta scorsa c'era. Quindi Rovigo è attrattiva, Presidente. Sì. Attrae, c'è poco da fare, hai visto? È quello che voglio... Parecchio lavoro ti aspetta, no? Parecchio lavoro, è quello che vogliamo fare delle serate interattive dove la gente abbia modo di parlare e confrontarsi, e tutto questo parte all'origine da un lavoro che stiamo facendo all'interno della delegazione alla ricerca di prodotti accurati, particolari, difficili da reperire, e un grazie va appunto anche a Marco Comugnan e al nuovo sistema logistico che è stato messo in piedi di interagire con un fornitore e con noi delegazione per andare alla ricerca appunto di prodotti particolari. Qui abbiamo la dimostrazione vivente, insomma, che lavorare in un certo modo paga, dà buoni frutti e ci consente, come dire, anche di toccare quei temi che più difficilmente attraversano la vita delle associazioni, quindi un buon segno da questo punto di vista. Quindi, sì, a voi.